Allora, Chiave Gatta, non volevo portarle via la parola subito perché l'Europa ci dà la risposta all'avvocato Morosin. Per imprenditori, quindi sempre le opportunità, perché poi uno che, come lei è imprenditore, prima si parlava del mercato estero, la Russia, con adesso il rublo che ci ha avuto una Certo. leggera barcamenarsi nel mercato, è un disastro, per cui l'imprenditore fa i conti con la propria realtà, non gli interessa cosa sia, eccetera, va anche oltre confine purché le cose vadano. Che cosa può dire in questo senso? Che c'è paura, ecco, la parola Ma certo, paura ma è il la paura degli imprenditori io ci credo, perché fare impresa al giorno d'oggi uno lei se ne rende ben è un conto, cosa vuol supereroe, uno che dire? fa impresa al giorno d'oggi, che riesce a sopravvivere con questa burocrazia e con questa crisi. Io faccio solo un appello agli imprenditori, quando parlo di imprenditori non mi vado a rivolgere a quegli industriali, quei grandi industriali che vivono di assistenzialismo statale, ma No, noi parlo stiamo parlando di della chi piccola lavora, impresa. esatto. Ricordiamoci che la microimpresa e la piccola impresa sono la colonna vertebrale di questo Stato qua italiano, l'abbiamo mantenuto noi con questo. Non c'è da aver paura, io dico sempre, piccolo, il Veneto non è piccolo, abbiamo le capacità produttive per far piazza pulita e per sbaragliare la concorrenza nel mondo con la qualità, non con la quantità. Non dobbiamo fare la concorrenza ai cinesi noi, Certo. dobbiamo fare la concorrenza con la qualità e con le nostre capacità. Io dico sempre, mi paragono sempre alla Svizzera, anche la Svizzera è piccola. La Svizzera è fuori, mi sembra che sia fuori anche dall'euro e fuori anche dall'Europa. Però le viene Giusto? obiettato che la Svizzera non ha tanti imprenditori quanti il Veneto, ha Beh, più banche e ultimamente la altre. Svizzera ha aperto il Canton Ticino, hanno fatto delle zone industriali proprio per accogliere tutti I gli fuoriusciti. imprenditori della Brianza che sono spariti, in Brianza non c'è più niente e sono andati in Svizzera, e anche veneti, come ha fatto la Carinzia e come ha fatto la Slovenia, cioè si sono spostati là, 30%, burocrazia zero, pratiche immediate. Questo è quello che un Veneto indipendente può dare alle piccole imprese venete, la capacità di Cioè quello che è l'allettamento che sta facendo, non so, realtà come la Slovenia, per di esempio. ripartire, ma meglio anche, perché la Slovenia, cioè non abbiamo paragone con la Slovenia e neanche con la Carinzia, per carità, con gli austriaci. Noi abbiamo veramente le eccellenze qua e ce le facciamo sfuggire per la paura di cosa? Di quello che succederà dopo? No, la paura è adesso. Più che paura deve essere terrore a continuare a rimanere in questa Italia qua, perché la soluzione non ce l'ha né Renzi e non ce l'avrà nessun altro. Questo è un paese già fallito, un paese che non può dare aspettative tranne che spot pubblicitari dei vari primi ministri che vanno in TV, però solo quello. Abbiamo bisogno di certezze e l'unica certezza è l'indipendenza del Veneto. Morosin, l'Europa sicuramente i bastoni tra le ruote li ha già messi all'Italia, facendo capire assopite questa cosa, mettetela a tacere perché non sta bene. Allora bisogna distinguere tra l'Europa che così è quella che parla attraverso la burocrazia e le formalità dei trattati e l'Europa che invece fa politica, progetta il cambiamento, guarda al domani. Allora io posso dirle, per esperienza diretta, perché la cosa è stata oggetto di interessanti approfondimenti, che l'Europa attenta a quello che sta avvenendo non solo in Veneto, ma in Catalogna, in Scozia, e nelle Valloni e Fiandre. Bruxelles tra l'altro si trova capitale in mezzo di uno Stato che diventerà due Stati, i Valloni e le Fiandre saranno due Stati probabilmente in tempi brevi. Che cosa sta facendo? Non potendo subire il contraccolpo di un cambiamento che avverrà, perché è come un piano inclinato, arriva prima o poi, ha già approntato una struttura diplomatica che ha trovato la soluzione a quello che è l'ostacolo formale dei trattati. I trattati dicono che un nuovo Stato che dovesse bussare all'Europa per entrare, se non c'è il consenso di tutti i 28 non può entrare. Figurarsi se il Veneto se ne va, se la Catalogna se ne va, se l'Italia e la Spagna danno il consenso. No! E allora come fate? No, si preoccupano. L'Europa sta già studiando questo e ha già trovato anche la formula diplomatica, perché se il Veneto diventa, come la Catalogna diventerà uno Stato indipendente, intanto non è uno Stato che ex novo si presenta a bussare, perché questo popolo veneto e questo territorio fino ad oggi è stato quello unico che ha rispettato i parametri di Maastricht. Noi saremmo gli unici in regola con i parametri di Maastricht, quindi avremo tutte le carte in regola per quello che abbiamo fatto fino ad oggi, perché fino ad oggi siamo stati Europa. E allora dice, cosa fanno? Non abbiamo la stessa realtà di uno Stato come la Croazia, per dire, che è entrata dall'esterno completamente, che ha dovuto bussare la porta partendo da zero, e hanno già inventato, dottoressa Cognito, la formula diplomatica. Non è un nuovo ingresso, ma sarà un
allargamento interno. Lo dico ai telespettatori che lo sappiano. Quindi questo esiste già? Esiste, ovviamente si tratta di diplomazia che porta avanti in modo riservato l'iniziativa. Quindi i telespettatori ricordino che oggi Morosini ha suggerito, si chiamerà allargamento interno, non è un nuovo ingresso ma è un allargamento di un soggetto già in Europa, già osservante. Noi i parametri di Maastricht li abbiamo tutti in osservanza, il rapporto col deficit e con il debito pubblico. A parte il debito pubblico, noi abbiamo un credito dallo Stato che non ci sarebbe, ma reddito, deficit e PIL, noi siamo dentro il 60%. Consideri che quindi noi siamo una realtà importantissima per l'Europa e quindi tutta la battaglia che hanno fatto diversi gruppi politici, ma non voglio neanche cimentarmi perché il buon senso fa capire alla gente la fondatezza di quello che diciamo, del no euro per dire, è un problema che non riguarda il Veneto. Resta nell'euro. Ma certo, non ci vogliono, lei sa, abbiamo ospitato a Castelbrando il 14 giugno l'anno scorso un convegno internazionale, abbiamo avuto ospite il professor Pascal Salin, economista, esperto di moneta e consulente del Fondo Monetario Internazionale, docente a Parigi, il quale ha detto: ma voi vi chiederanno loro di entrare e se non vi chiedono avranno solo guai, potete adottarvi l'euro parallelo, potete adottarvi una moneta convenzionale, potete fare, avete almeno 4-5 possibilità. Quello che conta è la qualità del tessuto, è la forza di questa realtà del territorio del popolo veneto, forza come impresa, forza come produttività, forza come PIL. Saremmo, sempre secondo le statistiche ufficiali, nel momento in cui entriamo come 29esimo Stato nel quadro Unione Europea, immediatamente davanti a 10 Stati come PIL. E nel secondo anno, ricordando il dato che citava Lucio prima, dati Unioncamere, avremo un aumento del PIL del 12,2. Ci collocheremo al secondo anno dietro a Lussemburgo come PIL. Cioè, dico agli imprenditori, ma cosa aspettiamo? Cos'è la paura? Visto che per via democratica, con metodo istituzionale, ci raccontano fandonie quando ci dicono che non si può. Io capisco che ci sono gli ostacoli, ma abbiamo individuato la formula per superarli, per via istituzionale. È uno strappo di legalità, certo, ma di legalità coerente col diritto internazionale e nel rispetto della Costituzione. Il fatto è che non ci vogliono far votare, questo è il punto. Hanno paura perché tutti i sondaggi dicono che dal 55 al 60%, l'abbiamo detto anche prima, dei veneti, se si votasse solo sul quesito dell'indipendenza sarebbero certo, a favore. No, questo è il punto. Siamo in chiusura, è una battuta velocissima. Rottura con la Lega, cosa può rispondere? Ma Proprio 2 parole. È una cosa che non ci riguarda, questa qua è una cosa come vi ponete in questo di un partito italiano che ha i propri problemi come li hanno gli altri partiti. Ma l'indipendenza si colloca all'interno della Lega? È una branca? Assolutamente no, noi siamo un partito, un movimento, è un partito che va per la propria strada, abbiamo l'unico punto che ci interessa è l'indipendenza e quindi no, sono cose che non ci riguardano. Apparentamenti con la Lega? Possibili? L'avvocato Morosini ha spiegato benissimo prima che il nostro punto è l'indipendenza. Quindi se qualcuno dice aspetta che sentiamo questi qua cosa vogliono, noi gli diciamo: sei interessato all'indipendenza del Veneto, sei interessato a portare avanti il referendum e a far votare i veneti, ben vengano, noi siamo qua e noi siamo qui per questo. Non ci interessano assessorati ai cimiteri, alle scuole, ai servizi sociali, niente, non ci interessano, siamo lì fermi e i nostri candidati sono persone che hanno ben ferma l'idea che è l'indipendenza. Chiarissimo. Allora, detto questo, abbiamo fatto anche questa presentazione in modo da avere una conoscenza maggiore, proprio perché si ritorna all'informazione carente, come ha detto anche un nostro telespettatore, purtroppo è un dato di fatto da riconoscere, questo è guai, questo a voi monitorare, quindi anche l'informazione. Noi l'abbiamo fatta e ringrazio i nostri telespettatori, ringrazio i nostri ospiti, in bocca al lupo a questo punto perché la gara è incominciata e naturalmente noi ci vediamo prestissimo. Grazie ancora, a domani. Arrivederci. Buona giornata.